Una buona serata a tutti i nostri telespettatori e benvenuti negli studi di TV7 Match. Questa sera torniamo a parlare di una questione spinosa che è stata sulle prime pagine di tutti i giornali in questi ultimi giorni, e cioè la questione delle banche popolari del Veneto. Forse è il momento della verità, bisognerà capire che cosa succede ai due istituti, bisognerà capire anche che cosa succederà ai risparmi dei tanti veneti che sono rimasti coinvolti in questo crollo dei titoli azionari, e bisognerà capire anche che cosa farà l'Europa. Di questo parliamo stasera a TV7 Match, ma in apertura avremo anche modo di ricordare Arturo Toscanini. Intanto, di cui ricorrono domani, 25 marzo, i 150 anni dalla nascita. Però intanto vi presento gli ospiti. Iniziamo dalla mia sinistra, Alberto De Franceschi, tributarista. Buonasera De Franceschi, grazie di essere qua. Al suo fianco Alfredo Bellucco, buonasera Bellucco, presidente di Confeder Contribuenti. Al suo fianco Marta De Manincor, avvocata, buonasera anche a lei. Il nostro editore Ermanno Casen, buonasera Ermanno. Al suo fianco Rodolfo Bettiol, un avvocato anche lui, buonasera. Avvocato Bettiol. Al suo fianco Matteo Moschini del Movimento Difesa del Cittadino. Buonasera Moschini, e grazie anche a lei di essere qua. Allora, prima di entrare nel merito della questione economica e delle banche, invece uno spazio per un ricordo di un personaggio sicuramente importante, Arturo Toscanini, uno dei direttori d'orchestra, forse il più rappresentativo, diciamo così, quello che a livello di tutti i tempi forse ha lasciato un segno indelebile. Professor Casen. Sì, credo che sia una figura di spicco della storia dell'Italia, perché ha rappresentato non solo una interpretazione magistrale delle opere di Wagner, di Verdi, di molti altri autori, ma soprattutto aveva un carattere molto forte, quindi in un momento difficile come fu il ventennio fascista, inizialmente accettò questa rivoluzione, diciamo, che prometteva grandi cose, poi abbandonò questa linea e invece si rivolse verso un concetto più libero e libertario di un'Italia che invece andava sempre peggio. Fu minacciato, fu anche bastonato perché si rifiutò di suonare gli inni, le canzoni fasciste, e quindi poi migrò in America e ci rimase fino alla fine della guerra, e con suo ritorno contribuì per una raccolta di fondi per rimettere a posto in ordine la Scala, che era stata colpita da una bomba, e quindi contribuì alla raccolta di fondi. Toscanini era importante perché aveva un'interpretazione particolare, soprattutto su alcuni pezzi, che è praticamente inimitabile. Ricordiamo la Cavalcata delle Valchirie o molte altre opere di Verdi e di Wagner, ed era eccezionale come direttore d'orchestra ed era molto rigoroso, al punto tale che arrivava a rompere il violino sulla testa del primo violinista perché non rispettava i suoi diktat, ma era un'altra epoca, oggi non sarebbe più possibile. Ecco, se fosse possibile sentire un pezzo... Certo, no, abbiamo preparato appositamente proprio per ricordarlo il Va pensiero dal Nabucco. Sentiamo.
Bene, ecco, questo è il nostro omaggio ad Arturo Toscanini, un grande della musica italiana, un grandissimo direttore d'orchestra. Professor Casa, voleva aggiungere qualcos'altro a quanto abbiamo detto in apertura? No, abbiamo visto un pezzo di storia d'Italia. Certo, ecco, da ricordare che Toscanini, appunto, che morì a New York il 16 gennaio del 1957, è morto appunto 60 anni fa, quindi c'è anche il sessantennale della scomparsa. Allora veniamo al tema spinoso della nostra serata, cioè le banche popolari venete. In proposito abbiamo lanciato anche un'indagine d'opinione, un piccolo sondaggio così tramite rete sul crollo delle banche popolari del Veneto, quindi i nostri telespettatori che vogliono partecipare basta che entrino nel nostro sito gruppo tv7.com, sulle nostre pagine Facebook, sia quella di TV7 Match che di iReporter e del gruppo TV7, avete la possibilità di votare e abbiamo posto un quesito, e cioè se vi trovaste nella situazione in cui si trovano oggi gli azionisti delle banche popolari venete, in pratica aderireste all'offerta transattiva, quindi di ricevere subito il 15% di quello che avevate investito, rinunciando quindi all'85% del capitale versato e soprattutto anche rinunciando alla possibilità di fare ricorso legale. Oppure l'altra soluzione è quello di poter avere il 50% in 5 anni, il 15% subito e il resto dilazionato in 5 anni, che è una proposta che era stata avanzata dall'Adusbef. E quindi adesso vedete i risultati già per quello che riguarda il sondaggio, che si chiuderà alle 22:45 e tireremo le somme in proposito. Allora, offerta di transazione è stata lanciata all'inizio di gennaio dalle banche, i termini per aderire sono ancora in corso fino al 28 marzo, quindi fino a martedì, ma Avvocato De Manincordi, inizierei da lei. Perché le banche hanno lanciato l'offerta di transazione? A cosa serve? Beh, ovviamente le banche a livello, diciamo così, dell'offerta di transazione è un'offerta, la valutazione per presentare l'offerta di transazione è una valutazione complessa, perché ovviamente questo comporta tutta una serie di probabile salvataggio per le banche stesse, di cui poi dopo ne discuteremo, ma ovviamente anche che non potrebbe avvenire se fossero soggette a cause per 4-5 milioni di euro, quindi quant'altro, di tutti i correntisti, perché se così fosse e se dovessero perdere, diciamo così, tutte o in parte le cause, dovrebbero sborsare parecchi soldi e quindi non riuscirebbero sicuramente a fare o a cercare di far sì di ricapitalizzarsi e quindi a salvarsi. Con la transazione impongono ovviamente nelle transazioni, questo è, chiedono a coloro che intendano sottoscrivere la transazione stessa di non coltivare determinate cause, quindi di rinunciare alla causa a prescindere, già posta in essere o comunque una futura causa. Sull'offerta fatta ovviamente c'è poco da dire, nel senso che l'offerta ovviamente è quella che è. Sul fatto che qualcuno abbia, che parte insomma il 65%, 63, 64, insomma a seconda che si tratti di Banca Popolare Vicentina, che ha un'offerta diversa rispetto a Venete Banca, abbia aderito. Molti nascono dal fatto che anche fare una causa non è così semplice come si pensi, perché è una strada complessa. Bisogna vedere di che tipo di causa e che tipo di azioni, perché anche lì ci sono ovviamente varie situazioni che si sono create nel corso degli anni da parte della banca nell'offrire le proprie azioni e obbligazioni convertibili, per cui ci possono essere quelle collegate ai finanziamenti, le cosiddette baciate, ma poi ci possono essere quelle adesso parleremo così. anche di questo caso delle baciate. Belluco, quando hanno presentato la transazione voi eravate fuori
dalla sede dell'Hotel Sheraton chiedendo: a voi non va bene l'offerta della transazione? Assolutamente no. Noi abbiamo gridato al nostro megafono, che è un'offerta da piatto di lenticchie, quindi è più chiaro di così, e le lenticchie se le mangiano loro. Quando i risparmiatori, perché stiamo parlando di risparmiatori la maggior parte, non speculatori come vorrebbero dare a intendere quei signori là, hanno portato soldi veri, devono avere indietro soldi veri, perché questo si tratta. Soldi veri, perché se io ti porto la mia liquidazione frutto di 40 anni di lavoro, ti porto 40.000 euro e ti chiedo che venga garantito il capitale, tu me lo devi garantire il capitale. E questa è la cosa fondamentale. È per quello che noi abbiamo detto, sia quando abbiamo incontrato i vari dirigenti, sia di Veneto Banca, di Popolare di Vicenza, che noi non accetteremo nessun tipo di transazione, se non in alcuni casi addirittura non meno del 100%, non meno del 100%. Ma quello che è grave di questa cosa qui è che all'interno dell'operazione di recupero ci sono anche molti, io li chiamo avocoltoi, che chiedono cifre sproporzionate rispetto alla prestazione. Io ho notizie, per esempio, dell'altro ieri, di uno studio di Padova che chiede dagli 8 ai 15.000 euro più il 20% sul recuperato. Questa è una follia pura, una follia pura, ma non solo è una follia, ma è anche un gravissimo Quindi diciamo reato. Anche si sta sviluppando, All'interno, ecco, ma non solo questo, il vero oggetto del contendere saranno i cosiddetti, ha già accennato l'avvocato, prestiti baciati, che poi andranno a creare i cosiddetti NPL, cioè dei crediti deteriorati che si formeranno attraverso un valore che non c'è. Io ti chiedo dei soldi, tu mi imponi l'acquisto delle azioni, le azioni perdono il valore e tu poi vuoi indietro da me un pegno a sostegno di un qualcosa che tu mi hai dato fittiziamente. E che su questo, siccome stiamo parlando non solo di Veneto Banca o di Popolare di Vicenza, stiamo parlando di tutto il sistema bancario italiano. Certo, ma arriveremo anche a quello dopo. Guardi che questo è il nodo fondamentale, è su questo che si gioca tutto. Su questo ci sono 320.000 ipoteche solo su Veneto Banca e Popolare di Vicenza, e non stiamo scherzando su questa cosa qui. Certo. Qui salta per aria tutto. Quindi la truffa continua? Prego? La truffa continua? Beh certo, non solo la truffa, c'è l'estorsione, perché qui arriva l'estorsione. Se tu mi chiedi dei soldi che sono frutto di una truffa e tu insisti nell'azione di recupero, qui ci sono gli avvocati, questa è un'estorsione pura e semplice. È qui che ci misuriamo. Ci misuriamo. Professor Bettiol, è estorsione? Beh, qui la questione è complessa, naturalmente, e sicuramente alla base ci sono dei reati e non per nulla le due procure, quella di Vicenza e quella di Roma, stanno procedendo per i reati di aggiotaggio e di ostacolo all'esercizio delle funzioni di sorveglianza. Ecco, io ho consigliato l'associazione cui aderenti si sono appoggiati, cioè la Ezzelino da Onara, di inserirsi per il recupero dei crediti nei procedimenti penali in corso. Questo perché questo consente un denominatore comune a tante situazioni. Pensiamo, ci possono essere situazioni di acquisto recente, ma pensiamo anche a coloro che invece hanno acquistato le azioni anni or sono, che sono al di fuori della transazione, perché attenzione, la transazione non è offerta a tutti. Chi ha ricevuto in eredità, non so, nel 2000 ho acquistato fino al 2005-2006 delle azioni, è al di fuori della transazione, quindi vi è già una percentuale di persone che sono escluse da un'impossibilità, che non possono, quindi vengono discriminate, diciamo così. E credo che l'unica via praticabile in questi casi sia l'inserimento nel processo penale. Ecco, francamente non vedo altre vie, altre strade percorribili. Altre strade percorribili anche sotto un profilo pratico. Insomma.
Certo, allora prima di andare avanti ancora sentiamo cosa dice l'Adusbef. Abbiamo incontrato il rappresentante veneto, il delegato veneto dell'Adusbef, Fulvio Cavallari, abbiamo parlato di quella che è l'offerta appunto di transazione e quella che proponevano loro, quella che è il tema anche della nostra indagine conoscitiva. Sentiamo cosa ci ha detto. L'offerta del 15% noi non la riteniamo dignitosa. Non è un'offerta confacente a quelle che sono, diciamo, la misura dei risparmi che sono stati investiti da questi azionisti, e invece riteniamo che le banche avrebbero dovuto quantomeno alzare un po' l'asticella, secondo noi almeno avvicinarsi al 50%. La nostra proposta è sempre stata un po' questa: sì alla transazione, purché le banche riescano quantomeno a risarcire la metà dell'investito. Ora noi comprendiamo che al momento ci sono problemi di liquidità, e allora si è detto da parte nostra, potete offrire il 15%, questo lo prendiamo subito, e il restante 35% spalmato anche nell'arco di 5 anni, con delle obbligazioni. De Franceschi, cosa dice di questa proposta dell'Adusbef? Ma io partirei ancora prima della proposta dell'Adusbef, cioè vorrei sempre pensare, no, di essere un paese di diritto dove contano le norme e il rispetto delle norme alla partenza di qualunque tipo di azione, compresa quella legale, cosa che spesso non avviene, anzi forse non avviene quasi mai. Allora, nel momento in cui io comincio a rinunciare a qualcosa, quindi come ha proposto l'Adusbef, o nel momento in cui qualcuno tira fuori lo spettro del bail-in, io parto sull'origine di tutti questi contratti che sono stati fatti, che sono regolari, cioè sono stati presentati ai soggetti in maniera lecita e legittima, spiegando e compilando adeguatamente tutti i moduli. Mi pare di capire, visto che ci sono anche parecchi avvocati in studio, che la cosa non sia andata così. Allora, se all'origine c'è stato un atteggiamento che non è stato assolutamente rispettoso delle normative imposte e dal codice civile e dal codice penale, perché si deve andare ad infierire sui soggetti, volendogli per forza di cose fare applicare delle norme che devono subire quando all'origine chi ha fatto la magagna non ha rispettato le norme. Forse non è il caso di pensare che la norma può essere rispettata al momento in cui tutti la rispettano. Nel momento in cui alla base non si è rispettata la norma, forse bisogna cambiare le norme conseguenziali. Io non posso parlare, mi riferisco al bail-in per capirsi da dove voglio andare a parare, io non posso parlare di bail-in o di NPL come parlava prima il dottor Bellucco o altre cose nel momento in cui all'origine mi hanno truffato, mi hanno proposto dei prospetti che non sono in grado di leggere, mi hanno detto che devo fare una baciata che assolutamente è fuori da qualunque tipo di normativa legittima, perché ricordiamoci che dare un finanziamento contro l'acquisto di azioni non è mai stato una cosa legale, non so se gli avvocati mi possono smentire su questo, cioè mai, addirittura sono cose che sono emerse non con le ultime banche, perché io purtroppo faccio questo lavoro dall'89, che magari sono uno dei giovani qua dentro, ma penso da tanto tempo, e questa cosa qui è dall'89 che la sento tirar fuori dalle banche, cioè da che io ho cominciato a lavorare che le banche volevano erogare finanziamenti contro investimenti della banca stessa, quindi è un atteggiamento irregolare dall'origine, da sempre. Adesso io faccio la domanda, l'Europa ci chiede qualcosa, e anche sull'Europa vorrei dire, ma quanti soldi hanno? No, ma perché giustamente qua stiamo dicendo regaliamo il 50% di soldi, come diceva Bellucco, presi dal sudato lavoro e dal sudato risparmio, li regaliamo a soggetti che sono, tra virgolette, o anche forse truffatori o truffaldini. Allora io glieli regalo nel momento in cui però lo Stato che ha permesso questo punisca in maniera inequivocabile qualunque tipo di soggetto. B, non mi addebiti responsabilità tipo bail-in. C, Europa, tratti tutti nella stessa misura, perché se io vado a guardare l'Europa di soldi erogati per salvare le banche, noi abbiamo preso il 10% di un 90% che è stato regalato a inglesi, è uno dei che sono usciti e che ci ringraziano, francesi, tedeschi, spagnoli. Cioè, perché io devo aver preso la minor contribuzione a
diciamo recupero, di salvataggio di banche, e qui si sta facendo il cappello in quattro dicendo tu soggetto che hai subito un danno economico del genere devi sostenere un costo che dovrebbe pagare forse qualcun altro, dovrebbe pagare il soggetto Stato, che ricordiamo che lo Stato deve Siamo essere... sempre noi comunque, no? Siamo sempre noi Sono nel sempre momento... soldi dei contribuenti. Aspetta un attimo, siamo sempre noi, è verissimo, però lo Stato ha un meccanismo di controllo, giusto? C'ha un meccanismo di controllo. È vero che siamo noi abbiamo incaricato dei soggetti, questi soggetti che sono stati incaricati hanno lavorato correttamente oppure... Cioè la Banca d'Italia? Sì. Ma non è dello Stato, non è più dello Stato. No, adesso no, ma a suo tempo lo era. Il problema non nasce nel adesso 2012. la banca è proprietaria della Banca d'Italia. Il problema, dottore, non nasce nel 2012. Il dissesto di adesso non nasce nel 2000, perché scordiamoci, nasce da prima. 2. Nel momento in cui si parla di Banca d'Italia, ok, e si parla dove sono finiti i soldi nelle operazioni estero su estero, cioè io sto ancora dicendo, e lo ripeto costantemente, e Bellucco lo sa, signori, quando è che andiamo a cercare negli scrigni del Lussemburgo, di Malta, eccetera, sti soldi? Perché stanno lì, non è che questi sono spariti negli NPL come ci stanno dicendo, perché i soldi non si sono volatilizzati in perdite. Quindi lei dice che sono andati... Scusi un attimo, cioè, abbia pazienza. Cioè, 73 trilioni di dollari ci sono tra una cosa e un'altra nei paradisi fiscali, 73 mila miliardi, va bene? Non stiamo parlando di cosucce. In tutto il mondo, Cifre. in tutto il mondo sì, ma dall'Italia quanti sono partiti? Avete contezza? Se l'Europa, per esempio con l'ultimo quantitative easing, cioè la stampa di moneta che viene fatta mensilmente, ecco, ci assegna circa un quarto di quelli che sono le disponibilità, anche nell'ultima tranche, sta a significare che la nostra quota è molto elevata. Anche il risparmio a livello nazionale, noi abbiamo il risparmio a livello nazionale più alto di tutto il mondo, è per quello che siamo appetitosi e appetibili da parte di tutto il mondo. Vogliono i nostri soldi risparmiati. Noi nel Veneto abbiamo circa 800 miliardi tra una cosa e un'altra risparmiati, 800 miliardi. Facciamo l'altra domanda che secondo me è importante. Allora, i nostri carissimi derivati che la Cannazza sta ben secretando, di chi sono? Chi li ha venduti allo Stato? No, perché cioè, siamo sempre noi lo Stato, no? Però abbiamo dei bei derivati secretati e che scusi, dovrei spiegarlo meglio. Sì, per i telespettatori, perché qui stiamo entrando in tecnicismi che sono un po' complessi da comprendere. Spieghiamo una cosa molto banalissima. Banalissima. Io banca vado dallo Stato, gli vendo un contratto assicurativo su un rischio che io ho e questo contratto gli do dei soldi. Allora, questo è stato fatto perché lo Stato, ha torto o ragione, io non sono d'accordo, però lo Stato doveva, cito parole della funzionaria, imbellettare, cioè fare bello il bilancio con un bel pareggio quando era in perdita. Già lì potremmo fare tanti bei discorsi. Bene, questi titoli che sono stati venduti, che chiaramente lo Stato, cioè noi, ma i nostri funzionari giù a Roma, non erano neanche in grado di poter, perché sono titoli e sono operazioni finanziarie che ci vogliono centri di studio, ci sono strutture specializzate che guardano l'andamento di mercato per capire se guadagniamo o perdiamo a fare quel tipo di operazione. Ma lo Stato li ha comprati perché si vedeva immettere dei soldi, e con lo Stato non intendo solo lo Stato centrale, intendiamo comuni, regioni, perché anche qua in regione il giardinetto c'ha sta roba qui e va e avanti così della serie. Comunque lo Stato ce li ha. Allora, quando io Stato ho comprato sta schifezza e a un certo punto devo andare a controllare la banca non mi spiattella nel tavolo: caro Stato che hai questa schifezza che è mia, che mi devi pagare il debito a me perché sono titoli che garantiscono un debito possibile nei miei confronti. Non è che vado all'incasso per dire: allora, siccome tu mi devi pagare questo, io chiudo l'occhiolino di qua e tu la chiudi l'occhiolone di là. E quindi, chiarissimo. Ecco, ho spiegato a chi è a casa in maniera semplice. Chiarissimo. È andato così, Moschini, secondo lei? La banca mi pare che fosse JP Morgan, perché è uscito proprio la settimana scorsa su un settimanale l'articolo su questi tre derivati che risalgono a diversi anni fa. Però insomma, questo per quello che riguarda poi le popolari venete rileva fino a un certo punto.
Ecco, secondo me dal punto di vista pratico due sono le indicazioni da dare per gli azionisti. Allora, le banche naturalmente adesso, siccome dovevano ottenere il maggior numero possibile di adesioni, hanno diffuso, come fanno da sempre, anche informazioni assolutamente false. Ad esempio, una delle informazioni che mi riferiscono gli azionisti con maggior frequenza è quella secondo cui le azioni acquistate da prima del 2007, che sono quelle che appunto non rientrano nel perimetro per cui è possibile transare, sono prescritte. Cioè per quelle azioni lì gli azionisti non possono esercitare alcun diritto in quanto appunto acquistate da più di 10 anni e quindi assolutamente prescritti appunto i diritti ricollegabili a queste azioni. Ecco, questo non è assolutamente così. Le banche naturalmente riferivano questa notizia perché appunto era nel loro interesse riferirla, però naturalmente come può capire chiunque il diritto al risarcimento del danno si può iniziare ad esercitare nel momento in cui il danno si verifica. Naturalmente io non è che posso esercitare il diritto al risarcimento del danno quando il danno ancora non si è verificato, e di conseguenza il diritto al risarcimento del danno, che ha una prescrizione decennale, lo inizio ad esercitare nel momento in cui si è verificato il danno e quindi quando la svalutazione delle azioni si è compiuta, si è conclusa, si è perfezionata, quindi quando le azioni sono andate a 0,10, e questo a prescindere dall'anno in cui le azioni sono state comprate. Possono essere comprate nel 2010, nel 2000, nel 1980, non cambia niente, il danno si è verificato nel 2016 e sulla base delle sentenze, della stragrande maggioranza delle sentenze, perché poi ce ne sono anche altre che dicono altro, però insomma sulla base della stragrande maggioranza delle sentenze il diritto al risarcimento del danno si può iniziare ad esercitare appunto da quando si è verificato, quindi dal 2016. Questo per quello che riguarda appunto il diritto al risarcimento del danno. Per quello che riguarda la questione penale di cui parlava prima il professor Bettiol, allora anche io sono dell'opinione che sia opportuno andarsi a costituire parte civile nei procedimenti contro appunto gli amministratori delle due banche. Penso anche però che sia rischioso seguire solamente quella via. E questo perché? Perché in Italia, come è noto, la stragrande maggioranza dei processi di tipo penale va in prescrizione, perché abbiamo appunto una normativa in materia di prescrizione penale che è assolutamente al di fuori di ogni logica, per cui veniamo costantemente sanzionati dall'Unione Europea, che sono anni che ci dice cambiate questa normativa. Cioè la prescrizione del reato inizia a decorrere da quando il reato si è consumato, non da quando è stato scoperto. Quindi se i reati commessi dagli amministratori delle Popolari Venete si sono conclusi diciamo nel 2014, perché quello è l'anno in cui poi è subentrata la BCE, quindi ci sono stati appunto dei cambiamenti, se ne sarebbero già andati 3 anni. E siccome i reati per cui stanno procedendo sono aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza, che si prescrivono se non sbaglio in 6 anni, già 3 anni se ne sono andati. Ecco, se consideriamo che c'è il primo grado, il secondo grado e il terzo grado, se consideriamo quanti anni ci vogliono per fare un primo, un secondo e un terzo grado, si capisce bene che molto probabilmente questi reati andranno prescritti. Se poi consideriamo anche il fatto che non abbiamo a che fare con degli sprovveduti, abbiamo a che fare insomma con dei banchieri che possono permettersi ottimi avvocati, che non hanno problemi di soldi, che quindi possono appunto servirsi di una difesa tecnica estremamente di ottimo livello, insomma, ecco, quindi non hanno alcuna difficoltà a tirarla per le lunghe, per così dire. E quindi dal mio punto di vista perseguire solo la strada penale può essere rischioso per il motivo relativo appunto alla prescrizione, che invece non c'è andando a esercitare appunto un'azione di tipo civile, che non è solo quella classica davanti al tribunale. Si può utilizzare anche l'arbitro Consob, che è stato istituito dal 9 di gennaio di quest'anno e che dal mio punto di vista è sicuramente la soluzione migliore. Non ci sono costi, è molto rapido e ha già dato delle soddisfazioni, perché con il giuri bancario, che è l'autorità appunto che è sostituita dalla CF, abbiamo appunto già ottenuto diverse condanne nei confronti della Veneto Banca. Beh, insomma, le strade, da quello che dice, si capisce che possono essere molteplici. Allora ci fermiamo un attimo per andare in pubblicità, ma appena rientriamo avremo modo di sentire anche il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, che abbiamo raggiunto quest'oggi, e poi altri interventi ancora. Tra poco, dopo la pubblicità.